Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Esplode per una fuga di gas un ristorante a Portopalo, gravi 2 cugini, stavano provando il forno del locale che doveva essere inaugurato proprio oggi. Archiviata l'inchiesta a carico di 10 dirigenti di Italgas indagati per la strage di Ravanusa del 2021, quando in un'esplosione di gas causò la morte di 9 persone. Non è stato possibile accertare chi eseguì la saldatura difettosa nella tubazione. Dal sogno alla prigione, migranti torturati da connazionali nella campagna di Vittoria, nel Ragusano, arrestati 3 bangladesi, un quarto è irreperibile. Dopo il nostro servizio, partita la macchina di solidarietà per un padre e un figlio palermitana sfrattati da casa. L'uomo aveva curato la moglie morta un anno fa. I cavallini dello spaccio, smantellato un gruppo di Enna che vendeva droga anche ai minorenni, 13 indagati. Catania, capitale del turismo in Italia, la città siciliana è dietro solo a Londra e Parigi, secondo il motore di viaggi i Dreams. Calcio, il Catania punta al titolo di campione d'inverno. Rossazzurri domenica al Massimino contro l'Atalanta Under 23 per cercare di chiudere l'anno solare in testa. Dunque l'apertura con la cronaca, 2 cugini ricoverati in gravissime condizioni dopo l'esplosione di ieri pomeriggio a Portopalo. Nel Siracusano stavano provando il forno del locale in vista dell'inaugurazione prevista proprio per oggi. Francesco Aloi. Sono in rianimazione in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania. I 2 cugini di 38 anni lui, 31 lei, erano nel locale alla vigilia della nuova apertura. Pare stessero provando il forno quando ad un certo punto c'è stata l'esplosione, quasi certamente per una fuga di gas. Quello che resta lo vediamo in queste immagini di Ivan Sortino. Tutto è accaduto nel Siracusano, a Portopalo, mentre a qualche centinaia di metri passava la fiamma olimpica. Sono stati attimi di paura quelli che hanno coinvolto 2 ragazzi, 2 giovani ragazzi che oggi avrebbero inaugurato la propria attività e che sono stati colpiti a causa di un'esplosione brutta. Fino a qualche istante fa ho sentito parenti dei giovani che in questo momento si trovano appunto ricoverati, sedati, ancora in prognosi riservata. Così, da un momento di festa, l'attenzione si è spostata sulla tragedia sfiorata. Una giornata che qui sicuramente ricorderanno purtroppo più per questo che per la fiamma olimpica. La violenza dell'onda d'urto, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, adesso nelle mani degli investigatori, ha sbalzato fuori dal locale i 2 cugini, insieme agli arredi. Ora qui tutti sperano che questa brutta storia possa avere un lieto fine, con i 2 cugini che possano tornare e, perché no, riaprire il locale ora distrutto. È un'altra fuga di gas che nel 2021 causò una tragedia con 9 vittime. Parliamo della strage di Ravanusa, adesso archiviata l'inchiesta a carico di 10 dirigenti dell'Italgas. Davide Sardo. Strage di Ravanusa, arriva una svolta giudiziaria. Il GIP di Agrigento Alberto Lippini ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di 10 dirigenti Italgas, indagati per l'esplosione dell'11 dicembre 2021 che distrusse un intero quartiere causando la morte di 9 persone. Il giudice ha accolto la richiesta della Procura di Agrigento, alla quale si sono associati i legali del pool difensivo, ritenendo che non sussistono elementi per attribuire responsabilità penali ai vertici della società. Secondo quanto evidenziato dal GIP, la fuga di gas che provocò l'esplosione ebbe origine da una saldatura difettosa su un raccordo della tubazione realizzata nel 1988, ma non è stato possibile accertare chi l'abbia materialmente eseguita. Le indagini tecniche hanno chiarito che l'opera risale ad un periodo precedente alla gestione diretta di Italgas e che non vi sono prove di interventi successivi in grado di ricondurre la responsabilità ai dirigenti attuali o a quelli in carica negli anni successivi. L'inchiesta prosegue invece nei confronti di 2 tecnici già rinviati a giudizio, ritenuti coinvolti nelle fasi di posa e collaudo della condotta del metano nel tratto interessato dall'esplosione. Una decisione che rappresenta un passaggio rilevante nell'inchiesta su una delle tragedie più gravi della recente cronaca siciliana.
Dal sogno alla prigione, migranti torturati da connazionali nelle campagne di Vittoria e nel Ragusano, arrestate 3 persone originarie del Bangladesh. Veronica Barbarino. Erano stati attirati in Italia con la promessa di un lavoro sicuro, ma invece il sogno si è trasformato in un incubo. Sequestro di persona, estorsioni e torture ai danni di migranti. Sono queste le accuse a carico di 4 cittadini bangladesi, uno dei quali risulta irreperibile. Su delega della Procura della Repubblica di Catania, direzione distrettuale antimafia, la squadra mobile della Questura di Ragusa ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 indiziati di sequestro di persone aggravato ai fini estorsivi e torture nei confronti di connazionali appena arrivati in Italia. Secondo l'accusa, le 2 vittime, giunte regolarmente sul territorio tramite decreto flussi, sarebbero state attirate con l'inganno da parte degli indagati con la promessa di un lavoro sicuro, per poi essere condotte in un'abitazione isolata nella campagna vittoriese, trasformata in una vera e propria prigione. I 2 migranti sarebbero stati privati dei telefoni, separati e legati mani e piedi e sottoposti a violente aggressioni con spranghe e tubi di metallo, oltre a tentativi di strangolamento, al fine di estorcere circa 20.000 euro ai familiari. Le violenze, documentate dalle indagini, ricalcano i metodi dei sequestri nei ghetti libici. È una bella notizia perché dopo il nostro servizio di ieri un'imponente macchina della solidarietà si è mossa in favore di Massimo e del figlio che stamattina a Palermo hanno dovuto lasciare la casa dove vivevano da 20 anni. Tantissimi telespettatori ci hanno contattato anche dall'estero chiedendoci come poter aiutare i 2 uomini. Adela De Barbagallo. Già in questo momento siamo senza soldi, mia moglie non c'è. È morto un anno fa e da quel momento le cose sono andate sempre a peggiorare. A Palermo, dopo lo sfratto esecutivo, è arrivato lo sgombero. Massimo e il figlio hanno dovuto lasciare la casa dove vivevano da 20 anni. Ma le sue lacrime e l'appello trasmessi ieri nei nostri TG non sono caduti nel vuoto. Un'imponente macchina della solidarietà si è mossa. La loro storia ha commosso i nostri telespettatori che perfino dall'estero, attraverso i nostri social, si sono messi in contatto con noi per aiutarli. Fra questi c'è Sergio che vive all'estero e si è offerto di pagare l'affitto per i prossimi mesi. Salvatore propone case con affitti a basso costo ad Alessandria della Rocca, dove ci spiega ci sono perfino dei proprietari disposti a cedere gratuitamente alle loro case. E poi una valanga di messaggi di telespettatori che vogliono aiutare economicamente i 2 uomini. Massimo ha perso la moglie un anno fa ed anche il lavoro. Il figlio laureato è riuscito in estate a fare qualche lavoretto. Entrambi adesso vivono con un sussidio inferiore ai 500 euro. Hanno sempre pagato fin quando non sono arrivate le difficoltà economiche. Il Sunia di Palermo ha attivato una raccolta fondi in modo da non far trascorrere ai 2 uomini le feste in un dormitorio. Il gestore di un B&B di Palermo ha offerto per questo periodo natalizio gratuitamente la sua struttura. Una signora che vive sola ha messo a disposizione 2 stanze del suo appartamento. Sono giorni di festa, il calore della solidarietà ha già raggiunto Massimo. Chi volesse aiutarlo può mettersi in contatto con il Sunia di Palermo, il sindacato degli inquilini. La Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha ridotto a 18 anni e 7 mesi di reclusione la pena inflitta in primo grado a Salvatore Sedita, 36 anni, di Racalmuto, che aveva ucciso i genitori con 47 colpi di mannaia. In primo grado la condanna era stata di 23 anni di carcere più 3 da scontare in una REMS. La pena è stata ridotta perché è stata riconosciuta una parziale incapacità di intendere e volere dell'imputato. Violenti assalti tra Palermo e Licata, rapine con ostaggi e minacce, paura in Sicilia per 2 rapine messe a segno con modalità violenta. A Licata 4 banditi hanno fatto irruzione in una villetta spaccando una finestra e immobilizzando una coppia costretta a restare sul divano mentre i malviventi rovistavano in casa portando via pochi contanti ed una catenina d'oro. A Palermo 5 rapinatori armati hanno assaltato un bar in via Gino Zappa costringendo i dipendenti a inginocchiarsi rubando circa 2.000 euro, grattavinci e sigarette. In entrambi i casi indaga la polizia che sta analizzando le immagini di videosorveglianza. Pullman a fuoco lungo l'autostrada A29 nel territorio di Calatafimi, Segesta, siamo in provincia di Trapani. I passeggeri sono riusciti ad abbandonare il mezzo e ad allontanarsi prima che le fiamme avvolgessero il bus che viaggiava in direzione Palermo. Poco dopo è scoppiato l'incendio. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite dal vano motore per poi estendersi fino al tetto del mezzo.
E ancora cronaca, smantellata ad Enna una rete di spaccio, 13 gli indagati tra i clienti, anche tanti minorenni. A Enna un uomo aveva trasformato la sua abitazione in una lucrosa centrale di spaccio. Ad aiutarlo la compagna dei familiari e alcuni giovani di cui si fidava, che chiamava Cavallini. Attraverso intercettazioni telefoniche ambientali, pedinamenti, attività tecniche e sequestri, la polizia ha individuato il gruppo ben organizzato che reperiva ingenti quantitativi di hashish dalle province limitrofe per poi stoccarli, confezionarli e distribuirli al dettaglio sul territorio ennese. Tra i clienti molti giovani, anche minorenni, che si recavano presso l'abitazione dell'uomo a qualsiasi ora del giorno e della notte per acquistare dosi di hashish. 13 gli indagati, alcuni residenti a Catania e Agrigento. L'uomo, che gestiva anche lo spaccio nelle principali piazze di Enna, è finito in carcere, ritenuto il fulcro dell'organizzazione responsabile della gestione dell'intero sistema di approvvigionamento e spaccio. 4 sono stati posti agli arresti domiciliari, 6 indagati dovranno presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria, mentre 2 persone sono state sottoposte all'obbligo di dimora nel comune di residenza. La fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 è arrivata a Catania, non accadeva da 65 anni, dalle Olimpiadi del 1960, 2 come da programma le tappe nella zona etnea, dopo quella di Nicolosi, il percorso al centro di Catania con ben 10 chilometri. Domani invece il percorso della fiamma olimpica riparte toccando a Cireale, Giarre e riposta a Taormina, dove si incontrano lo scenario del Monte Etna e del Mar Ionio, e poi ripartirà per Villa San Giovanni a avvistare le coste della Calabria. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa e poi torniamo con altre notizie, e poi per celebrare Catania che entra sul podio delle mete più gettonate per le festività natalizie. Catania, capitale del turismo delle feste, secondo il motore di viaggi eDreams è la meta più gettonata dopo Londra e Parigi. Sentiamo Orazio Longo. Niente Sacher Torte, niente renne o vin brûlé. E a Catania, col mare davanti e l'Etna dietro, l'arancino da un lato e la granita dall'altro, che i turisti vogliono passare il Natale e l'ultimo dell'anno. Lo dice un report di eDreams, l'operatore di viaggi online, che ha stilato una classifica prendendo in consegna i dati delle principali agenzie di viaggi in Europa. Nei primi 2 posti si piazzano Parigi e Londra, al terzo c'è Catania, ma chiaramente lontana dalle prime 2 sia per dimensioni che per qualità dell'offerta turistica e per popolazione. Soddisfazione esprime il sindaco Enrico Trantino. È chiaro che consideriamo anche chi viene per andare altrove, che non si ferma solo in città, e stiamo lavorando proprio per migliorare l'offerta qualitativa della nostra ospitalità anche attraverso il possibile insediamento di catene alberghiere in alberghi più prestigiosi. Ma a prescindere da questo, comunque Catania ancora una volta dimostra di quanto il suo aeroporto, di quanto la sua posizione nodale nel panorama siciliano la faccia diventare città che possa beneficiare di un crescente flusso di passeggeri. Un'altra possibile spiegazione all'input di prenotazioni per lo scalo catanese è il ritorno in Sicilia di numerosi isolani, lavoratori fuori regione, che per le vacanze natalizie scelgono casa propria per riabbracciare gli affetti, certamente, ma così, giusto per gioco, perché poi le classifiche valgono quel che valgono, divertiamoci nell'immaginare un albero di Natale a forma di arancino da condividere con i tanti turisti presenti in città, e che sia un buon Natale per tutti. E divertiamoci anche, facciamo un tuffo nella magia del Natale con il Bosco Incantato, che ha conquistato gli alunni delle scuole elementari di Agrigento e provincia. Davide Sardo. Un'esplosione di colori, musica ed emozioni ha acceso il Teatro Pirandello di Agrigento. Per gli studenti delle scuole elementari della città e della provincia è andato in scena il Bosco Incantato, uno spettacolo capace di trasformare la magia del Natale in un'esperienza da vivere e ricordare. Il mio personaggio all'interno di questo spettacolo è esaurito, però c'è anche, come dire, un lieto fine per lui. Questo lieto fine è il messaggio appunto che vogliamo dare attraverso questo spettacolo, che è quello di ritornare a vivere le feste in maniera serena. Un viaggio immersivo in un mondo fiabesco dove amicizia, cooperazione e resilienza diventano messaggi universali. Un bambino che sogna 7, 8, 9 anni, che cosa può pensare? Che l'amore non deriva da un bene materiale, ma
da un gesto e un pensiero che c'è dietro a un regalo. Scenografie suggestive, costumi vivaci e una colonna sonora coinvolgente hanno rapito grandi e piccoli, trasportandoli in una dimensione sospesa tra sogno e realtà. Gli elfi sono come una fabbrica di lavoratori, artigiani che cercano di mantenere uno standard qualitativo, il fatto in casa, e devono lottare con le multinazionali, Amazon Prime, che invece consegna al posto loro molto più velocemente i prodotti delle multinazionali, e questo comporta una perdita di valore intrinseco in termini affettivi, emozionali. Un successo di pubblico e di emozioni che ha confermato il Teatro Pirandello come luogo di cultura, crescita e immaginazione per le nuove generazioni. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva e con il Catania che prepara la partita con l'Atalanta. E siamo al calcio, il Catania prepara la partita con l'Atalanta che chiuderà il girone di andata segnando il titolo d'inverno che però spesso indirizza la stagione. Marco Carli. L'ultima tappa, almeno per il 2025, con un traguardo volante che Toscano vuole varcare per primo. Lo ripete da tempo e il pareggio di Potenza, condito dalle polemiche arbitrali e da quasi un'ora e mezza giocata in superiorità numerica, recupero compreso, non ha frenato la possibilità di fregiarsi del titolo d'inverno. Ma c'è il Benevento che ha raggiunto i rossazzurri e che giocherà prima in questa occasione. La squadra campana è in campo già il venerdì sera con il Cerignola. Dunque gli etnei sapranno il risultato e cosa dovranno fare con l'Atalanta Under 23 per chiudere il 2025 in vetta. Ma ovviamente, visto il cammino in casa, anche in termini di gol fatti 20 e di gol subiti 0, l'obiettivo iniziale non può essere diverso dai 3 punti. Una responsabilità che il Catania al Massimino ha saputo sempre sostenere. Nel recente passato, le ultime promozioni di Toscano con Reggina e Cesena nel 2019-20 e nel 2023-24 avevano visto l'allenatore, ora il Catania, passare davanti anche a metà percorso. Ogni corsa fa storia a sé, ma i rossazzurri sanno che per liberarsi della concorrenza di Benevento e Salernitana e anche di Cosenza e Casertana devono sprintare. Ogni tappa è importante, anche l'ultima dell'anno solare. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.